Un professionista delle rapine a nord-est, in particolare nel Friuli Venezia Giulia, il rapinatore che questa mattina ha sparato alla guardia giurata di 59 anni. Le forze dell'ordine l'avevano ribattezzato lupo solitario perché dopo i colpi spesso si dava alla macchia vivendo allo stato brado e nascondendosi in grotte. Quanto accaduto oggi in pieno giorno di sabato mattina pone una seria riflessione sulle condizioni in cui lavorano le guardie giurate, come denuncia un dipendente delegato sindacale. Il nostro lavoro è pericolosissimo, purtroppo c'è molta ignoranza anche da parte della gente stessa perché non capisce il lavoro che facciamo e a volte non siamo rispettati neanche dalle persone stesse. E noi a volte quando ci vedono qui furgoni davanti al punto sensibile, come lo chiamiamo noi quando stiamo facendo l'operazione, ci obbligano quasi a spostarsi, questo parlo di persone, invece noi abbiamo proprio il regolamento prevede che dobbiamo stare più vicino al sito sensibile. Apro e chiudo una parentesi già che siete giornalisti, noi abbiamo il contratto scaduto da 7 anni e nessuno si muove per il rinnovo del contratto, nessuno ci tutela e questo fa molto pena.